Luglio a ribasso, il turismo parla chiaro, il mese scorso non è stato fonte di forte guadagno per la Liguria, o almeno non come ci si aspetterebbe in un periodo estivo. Tra piogge nei weekend e allerte meteo, tante sono state le disdette o le mancate prenotazioni. A cambiare i programmi all'ultimo, soprattutto gli italiani che con il maltempo hanno annullato o posticipato le proprie ferie in Riviera. A luglio sono stati 4 weekend tutti piovosi e quindi quello ci ha un po' debilitato. E poi stiamo risentendo di questa crisi che è iniziata qualche mese fa. Chi può spendere un po' di più non lo fa. E poi abbiamo anche dei mercati stranieri che stanno zoppicando. Anche agosto parte a rilento, il Tigullio non sembra registrare alberghi al completo come accade solitamente nella settimana di Ferragosto, un segnale che fa capire come il turismo sia cambiato. Ai vacanzieri piace spostarsi, progettare gite, girare l'entroterra e non più soltanto farsi la settimana di mare nello stesso hotel. Una vera destagionalizzazione del turismo con una domanda che si sposta sempre più su giugno e settembre. Ad adattarsi a questa nuova esigenza sono gli agriturismi liguri, che offrono flessibilità e un contatto diretto con il territorio, enogastronomia di qualità, attività all'aria aperta e accoglienza familiare. Stiamo riscontrando e stiamo scoprendo un turismo leggermente diverso da quello degli anni passati. E gli altri turisti, specialmente stranieri, preferiscono andare a fare le passeggiate, il trekking, vanno a visitare dei borghi all'interno, vanno a visitare per esempio Montallegro, il parco di Portofino, quindi è cambiato un attimo il turismo. A cambiare sono quindi le modalità di vacanza. Tra gli italiani il 34% opterebbe per soggiorni tra i 4 e i 7 giorni, mentre il 13% si limiterebbe ad un massimo di 3, un fenomeno che in Liguria si traduce in prenotazioni abbastanza frequenti ma di breve durata, con soggiorni che raramente superano le 3 notti. Non si parla più di grandi esodi di Ferragosto, ma di una distribuzione più equilibrata durante tutto il periodo estivo.